Kiwi 6. Fanno bene alla salute, sono italiani e forniscono il giusto apporto quotidiano di vitamina C, ottimi in Macedonia con le fragole. Agretti 7. Insolite verdure primaverili da portare in tavola lessate brevemente e condite con un po' di olio di oliva e limone, da acquistare. Arance 6,5. La Sicilia continua a produrre ottime arance da tavola o da spremuta, sono buoni anche gli arrivi dalla Spagna. Asparagi 7,5. Il clima dell'ultima settimana rallenta la crescita dei turoni, buona la presenza di asparagi bianchi e verdi veneti, ottima la qualità per entrambi. Banane 7, prodotto chiaramente estero, presente 365 giorni all'anno, ma ottimo in questo periodo per darci energia, magari in Macedonia con le fragole. Cipolle fresche 6,5, ottime le cipolle fresche da affettare e consumare nelle prime insalate di stagione, per portare in tavola i sapori primaverili. Erbe spontanee 7, le scampagnate favoriscono la raccolta di bruscandoli, scioppetti e rosoline, per i più pigri sono disponibili anche dal vostro fruttivendolo. Finocchi 6, da consumare crudi in pinzimonio e cotti brevemente al vapore. I finocchi del centro-sud Italia sono saporitissimi, portateli in tavola. Fragole 6,5, con il loro colore acceso e la forma ammiccante, le fragole invitano all'acquisto. Chiedete consiglio al vostro fruttivendolo sulla varietà. Insalatine 7, rucola, valeriana, spinacio, radicchietto, cicorino, insalatina, varietà per tutti i gusti all'insegna della freschezza. Lattughe 7,5, gentile, cappuccia e brasiliana sono il simbolo della freschezza della primavera, prevale la qualità della produzione veneta. Pomodori 7, ottimi pomodori siciliani, eccellenza e sapidità nella varietà merinda, ottimi anche ciliegini, datterini e cuor di bue. Le insalate a crespo trionfano nei banchi dell'ortofrutta, simbolo della fine del lungo inverno e del rinnovamento della primavera. Vengono chiamate in maniera generica lattughe, ma sono talmente tante e diverse tra loro che compongono una vera e propria famiglia. Questo perché della specie Lactuca sativa sono derivate diverse sottospecie, frutto di secoli di selezioni varietali in orto ed evoluzioni di gusti a tavola. Esistono 3 macro categorie di lattughe: le incappucciate come la Trocadero e la croccantissima brasiliana, le longifolia con foglie erette e sapori più amarognili come le lattughe romane, infine le seccaline con margini fogliari ondulati come la verdissima gentile e la lollo, molto utilizzata a fini decorativi. La nostra regione ha la fortuna di poter vantare un'estesa produzione di lattughe. In questo periodo possiamo gustare le eccellenze della cappuccia e gentile IGP di Lusia e le buonissime insalate a crespo del Veronese. Ottime anche quelle del litorale del Cavallino, che aumenteranno in quantità con il miglioramento delle condizioni atmosferiche. Acquistare informati si conclude qui. Maggiori approfondimenti domani sul Gazzettino di Treviso.